Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di 12.30 CEV, oggi dedicata al tema del commercio. Abbiamo con noi il dottor Marco Serraglio, direttore di Cescot Veneto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luca Simonato, titolare dell'agenzia di comunicazione Opificio Lamantini Anonimi, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato. E il presidente del consorzio CEV, Andrea Casinato, buongiorno. Buongiorno. Presidente, come da tradizione iniziamo da lei e le pongo subito una domanda. Oggi il commercio vive una crisi a seguito delle molte chiusure dovute al lockdown e in questi mesi però abbiamo visto anche scenari del futuro su cui investire, come le consegne a domicilio, commercio online. Insomma, c'è una prospettiva secondo lei per il commercio locale in questo senso? Sì, è cambiata, diciamo, la struttura del commercio, nel senso che attraverso questi colossi che ci stanno mangiando e stanno mangiando i nostri commercianti, necessariamente deve essere riprogettata tutta la politica di acquisto. O meglio, bisogna ricreare, secondo me, la fabbrica dei contatti, no? E cercare di fare in modo che questi contatti poi riversati sui nostri centri commerciali naturali si trasformino in contratti. Oggi come oggi l'acquisto online sta diventando ed è preponderante, soprattutto in un periodo nel quale è difficile e a volte anche impossibile, visto il momento contingente, recarsi presso i centri commerciali naturali per effettuare degli acquisti. Ma al di là di questo, che il commercio online è partito ancora 15 anni fa, diciamo che ci ha trovato ad oggi un po' preparati dal punto di vista proprio anche della metodologia, degli strumenti e dell'innovazione tecnologica a supporto dei nostri commercianti per agevolarli nell'attività, diciamo, di vendita. Ecco, dottor Serraglio, il CESCOT si occupa prevalentemente, per chi non lo sapesse, lo diciamo, di incentivare lo sviluppo del territorio, del commercio appunto. E questo è un aspetto quanto mai necessario, diciamo, visto appunto il periodo che stiamo dicendo, come ha detto il Presidente. Cosa si può fare e cosa si sta già facendo su questo fronte? Ma diciamo che il Cescot Veneto, essendo ente di emanazione comunque di Confesercenti, ovviamente oltre alla formazione si occupa da sempre di capire quali sono le strade per un'innovazione delle piccole e medie imprese che fanno riferimento al nostro mondo, quindi innanzitutto riferimento al mondo del commercio. Noi abbiamo iniziato ormai credo da quasi 20 anni a occuparci del tema del town center management e quindi della gestione coordinata delle imprese all'interno delle aree urbane. Siamo convinti che questa sia una politica necessaria per il sostegno e lo sviluppo del commercio di vicinato. Su questa linea dal 2008 anche la Regione Veneto ha cercato di approfondire quali strumenti potevano essere messi a disposizione dalle imprese, arrivando, diciamo, 4 anni fa, alla definizione di quelli che sono i distretti del commercio. Distretti del commercio che sono delle strutture pubblico-private in cui il soggetto, diciamo così, capofila è l'amministrazione comunale, che lavora assieme alle associazioni di categorie e ai commercianti appunto per andare a sviluppare iniziative di valorizzazione del commercio di determinate aree della città. E dal 2019 noi come Cescot Veneto stiamo seguendo 15 progetti di distretto in Regione Veneto. E chiaramente quando abbiamo scritto i progetti di distretto eravamo prima del Covid e i progetti sono partiti a fine 2019 e ci siamo ritrovati poi con questo tsunami. Chiaramente questo ha posto molte domande su qual è il futuro del commercio all'interno delle nostre città e sicuramente non è una risposta semplice, ma il tema di lavorare in modo coordinato con l'amministrazione pubblica e considerare, come diceva il Presidente, no, quando parla di centro commerciale naturale, quindi lo spazio urbano come uno spazio che vada governato è fondamentale. Chiaro, la crisi ci ha portato a, come dire, a nuovi stimoli e
e anche a nuove sfide, perché in realtà è vero il digitale, ma è anche vero che durante questa crisi noi abbiamo scoperto il valore della prossimità, perché attraverso il digitale tutti abbiamo provato magari ad andare in qualche grosso gruppo di distribuzione a fare la spesa, ma la spesa ci veniva consegnata dopo un mese a casa. E abbiamo scoperto invece che il nostro fruttivendolo vicino di casa, il casolino vicino di casa, ce la portava la sera stessa. Ecco, dobbiamo capire come cavalcare questa sfida che è stata vinta dai piccoli in qualche modo nel settore alimentare. Chiaro che le tecnologie sono pervasive e quindi vanno utilizzate anche dal piccolo commercio. Ecco, a questo proposito, Simonato, ci racconti un progetto che voi avete di sviluppo, insomma, del commercio? In che direzione va e in cosa consiste? Sì, allora la nostra idea nasce dall'incontro di un team molto eterogeneo che ha trovato proprio in questa diversità di background e idee nelle persone un'idea, appunto, ora in fase di progettazione e sviluppo. Il progetto prevede la realizzazione di un'infrastruttura che permetta di imparare, diciamo, da quelle che sono gli strumenti digitali, come per esempio l'e-commerce, anche i big dell'e-commerce, a cui si faceva riferimento prima, e trasportarli invece, andando un po' in controtendenza, su una dinamica estremamente locale. Parlando in maniera un po' più terra-terra, diciamo, l'idea è quella di sfruttare dinamiche come la possibilità di targetizzazione, raccolta dati, audience molto ampi e via dicendo, in invece strumenti per ricondurre l'utente effettivamente dall'esercente, quindi localmente, fisicamente all'interno del negozio, dello store e via dicendo. Questa idea nasce perché abbiamo ritrovato, almeno secondo noi, sussistono più problematiche effettivamente da parte degli esercenti nell'affrontare il mondo digitale. Problematiche che possono essere legate alle risorse. Sappiamo bene che per un piccolo medio negoziante effettivamente approcciarsi al mondo dell'e-commerce in un periodo anche slegato dalla problematica Covid, diciamo, che stiamo vivendo in questo periodo qui, è effettivamente molto impegnativo se utilizzato come strumento appropriato. Impegnativo dal punto di vista economico, impegnativo dal punto di vista anche di gestione. Faceva l'esempio prima il dottor Seraglio appunto della spedizione, tra virgolette, che può essere facilitata in un momento di località, cioè appunto il piccolo esercente che da sotto casa mi porta il prodotto a casa, ma che diventa invece una problematica fuori dalla questione pandemia, perché effettivamente si allungano le distanze, iniziano ad esserci problemi logistici e via dicendo. Contemporaneamente diventa un problema anche dal punto di vista puramente economico, cioè un e-commerce sappiamo bene che funziona quando c'è un certo tipo di investimento, anche solo pubblicitario, di marketing, no? A fronte dello store online. Ecco, la nostra idea è quella invece di riprendere un po' il concetto che sta dietro anche ai distretti promossi appunto da Cescot e Confesercenti, riportarli in un ambiente totalmente digitale, quindi ricreare questa aggregazione in forma digitale e contemporaneamente permettere quindi agli utenti di dire ok, entro in un negozio, in un qualche modo sono legato a questa rete e ho la possibilità quindi di tenermi aggiornato, conoscere prodotti, vi dicendo, non solo del negoziante nel quale sono entrato, ma magari anche di quello vicino, che non conoscevo prima, perché sappiamo bene che le dinamiche locali sono molto legate anche a un comportamento, tra virgolette, personale, no? Quindi vado dal negoziante amico piuttosto che da quello di cui mi fido, che conosco, e magari invece non so che quello a fianco avrebbe tutte le qualità che mi sono comode, ma non lo conosco appunto e quindi non ci entro. E questo sarebbe il primo punto che si vorrebbe andare a risolvere con il nostro progetto. Il secondo, legato più alla questione risorse ed economie, tenderebbe appunto a cercare di far forza di gruppo in un qualche modo. Appunto dicevamo prima che l'esempio di un e-commerce per un negoziante diventa un problema anche economico, perché effettivamente bisogna promuovere i prodotti al pari di come si promuovono i prodotti in vetrina di un negozio.
E su questo è difficilissimo, è quasi impossibile, soprattutto per i piccoli, andarsi a mettere in confronto con grandi marketplace piuttosto che invece anche e-commerce più ridotti, ma che hanno un certo storico e una certa importanza. La nostra idea quindi è quella di avere un collettore che permette al negoziante di occuparsi praticamente del suo, tra virgolette, non preoccuparsi più della parte marketing e comunicativa, ma ricevere al contempo invece nuovi possibili clienti. In ultima, uno strumento importantissimo sarà quello un punto importantissimo dello strumento sarà quello del data analysis. Cioè noi sappiamo che ora come ora sono pochissimi i negozianti che riescono per competenze o anche giustamente per tempo a disposizione nel lavoro che fanno tutti i giorni, a raccogliere dati e soprattutto poter leggere i dati legati al loro negozio. A noi capita spesso come agenzia di comunicazione, quando ci approcciamo a piccole attività, di chiedere qual è il target ideale del proprio punto vendita e spesso non si fa fatica a ricevere una risposta precisa a questa domanda, perché è un po', cioè, ognuno ha in testa il suo target ideale, ma di solito la risposta è chiunque. Ovviamente non è mai chiunque, dopo studiando bene la situazione si capisce che effettivamente un target più preciso esiste. Ecco, questo è lo strumento che stiamo sviluppando aiuterà anche questo, tra l'altro non pescando solo dal singolo esercente, ma permettendo anche di fare un'analisi, tra virgolette, flat, cioè nei momenti in cui ho più esercenti di un certo centro storico e via dicendo, che effettivamente hanno similitudini dal punto di vista merceologico, dal punto di vista di posizionamento e via dicendo, riusciamo a tracciare una linea, a sapere per esempio che 2 o 3 esercenti che vendono prodotti di un certo tipo hanno effettivamente in quella località un certo tipo di target, cosa differente invece per chi vende prodotti di altro genere. Servire in maniera facile questi dati all'esercente permette anche a lui di riuscire a fare un'evoluzione, tra virgolette, di business in store più appropriata, ecco, rispetto a quello che potrebbe essere lo stato attuale delle cose. Benissimo, la ringrazio. Torno dal presidente Tasinato. Ha parlato di centro commerciale naturale e abbiamo visto appunto in questo lockdown che il commercio di vicinato si scontra con i centri commerciali, quelli invece reali, diciamo, ma anche con i colossi del web di cui abbiamo parlato. Però se, diciamocelo, se i negozi di vicinato scomparissero sarebbe un problema per tutta la comunità, perché un paese verrebbe a morire, è un servizio essenziale che verrebbe a mancare. I comuni come possono aiutare gli enti locali queste realtà? Perché è anche loro interesse, insomma, che restino in vita floridamente, possibilmente anche. Allora, secondo me è necessario, e questo il CEV si rende anche proattivo, finanziando anche delle iniziative, affinché però ci sia una sinergia, cioè è necessario che ci sia una sinergia tra chi? Tra gli operatori economici, quindi anche tra le associazioni di categoria, tra gli enti locali e ovviamente anche attraverso gli strumenti di cui disponiamo dal punto di vista tecnologico. Perché se non si fa sinergia è una guerra già persa. È necessario portare e riportare e riportarci a fare i nostri acquisti all'interno dei nostri centri commerciali naturali. L'online è comodo, però, come dire, mi sembra un po' di ritornare nel corso della storia quando sono nati i centri commerciali artificiali, no? Dove c'era la moria del centro storico perché i negozianti non sapevano più cosa vendere e come vendere, perché ci spostavamo presso i centri commerciali, diciamo, artificiali. Qui l'artificiale è l'online e quindi il colosso. La bellezza e la bontà e anche l'economia nostra del territorio si sviluppa e si misura nel momento in cui riusciamo a tornare a fare acquisti all'interno dei nostri centri commerciali naturali. Questo utilizzando comunque anche l'innovazione tecnologica, perché il mondo sta cambiando ed è opportuno
che noi stessi utilizziamo anche degli strumenti che ci vengono messi a disposizione per migliorare il contatto e quindi di riportare il consumatore all'interno del negozio. Il CEV in questo non ha nessunissimo problema nel promuovere e anche, come dire, rendersi attivo in una politica di finanziamento nel momento in cui ci si trova attorno ad un tavolo e si crea una sinergia tra i tre attori principali che ci sono, diciamo, sul mercato. Da un lato gli operatori economici, dall'altro comuni e associazioni, dall'altro strumenti come il nostro. Ecco, direttore Serraglio, lei prima ha parlato di sfida, ora ci siamo lasciati interrotti dicendo che è una sfida appunto per i commercianti. La provocazione è, ma la sapranno cogliere questa sfida? Cioè, hanno la predisposizione ad accettarla questa sfida? Ma guardi, diciamo che come imprenditori sì, io direi di sì, perché è chiaro che alle volte vanno vinte delle resistenze che sono date dalle abitudini. Tutti abbiamo abitudini e facciamo fatica nel momento del cambiamento a rinunciare a quelle abitudini. È chiaro che il commercio già prima della crisi viveva una profonda trasformazione data dall'avvento delle nuove tecnologie, che non è solo l'e-commerce, perché in realtà il commercio, quando si parla di innovazione non si pensa immediatamente alla rete distributiva, ma in realtà è soggetto a molte innovazioni. E secondo me va ripreso quello che diceva prima il Presidente, migliorare il contatto. Io lo definirei anche in un altro modo, un nuovo modo di fare esperienza di shopping, un nuovo modo di vivere l'esperienza di shopping. E questo avviene anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie all'interno dei punti vendita. E tempo fa leggevo di una ricerca che andava a studiare negli Stati Uniti le modalità di consumo dei millennials e diciamo così, dei centennials, e c'era questa variazione da un atteggiamento fortemente legato all'acquisto online che andava nei giovani verso invece una riscoperta del punto vendita, che però non è il punto vendita come lo pensiamo noi degli anni 70, degli anni 80, ma è un punto vendita altamente tecnologico e altamente informato. Perché? Perché il consumatore giovane, il nuovo consumatore, trova tutte le informazioni all'interno di questi strumenti e il commerciante deve rendersi conto che la persona che ha davanti probabilmente è anche più informata di lui sui prodotti che vende. Quindi innanzitutto il tema dell'informazione che può passare solo attraverso la formazione. Il secondo punto è l'infrastrutturazione del punto stesso vendita che permetta appunto di migliorare questa esperienza di shopping attraverso il link con il tema dei social, attraverso la possibilità di sostenere l'acquisto di impulso. Ci sono dei concept store di alcune marche dove ad esempio tu vai nel camerino, ti provi il vestito e c'è già la cassa dove puoi comprare, cioè non ti lasciano andare a fare alla fila della cassa e ripensarci, cioè ti stimolano l'acquisto subito. Ecco che l'attenzione alla tecnologia non è solo un'attenzione legata all'e-commerce, fondamentale in questo momento, e sono d'accordo con il dottor Simonato che avere uno store online significa aprire un altro punto vendita e quindi un commerciante quando inizia quella sfida deve saperla questa cosa qua, deve sapere che è come se aprisse un'altra bottega e quindi deve fare gli investimenti necessari ad aprire un'altra bottega. Idem sono necessari comunque degli investimenti nello stesso punto vendita per migliorare l'esperienza di shopping e per migliorare, ripeto, anche la relazione con questi consumatori, questi nuovi consumatori che sono i nostri figli, i nostri nipoti. E forse in questo momento siamo in una fase di passaggio per cui magari, lo dico, posso sbagliare, molti esercenti ritengono già una grande vittoria avere la pagina Facebook dove essere contattati, insomma, quindi effettivamente è una sfida questa perché già quello viene vissuto da molti piccoli esercenti di paese come una vittoria, insomma, la tecnologia vola perché parlava, cos'era, su Report la settimana scorsa, che TikTok, non TikTok, ma quelli che, come dire, gestiscono TikTok hanno attivato una specie di TikTok legato esplicitamente alla vendita. Quindi mentre noi stiamo
stiamo parlando di Facebook, che in realtà è il social di noi, quelli come me, cinquantenni, c'è tutto un mondo anche sul social che sta correndo rispetto a questa cosa. Ecco, Simonato, in questo ci vuole, tra virgolette, una formazione, un accompagnamento, che è quello che volete fare, non un sostegno, ma anche una formazione, perché è un altro mondo, come dice, un'altra bottega, un altro modo, bisogna saperla gestire però questa bottega in qualche modo, starci dietro e investire anche in risorse, come dicevamo. Sì, assolutamente. Ecco, abbiamo nominato i social network. Il problema secondo me attualmente qui parlo anche in maniera abbastanza personale, dell'approccio al mondo digitale in senso lato, come diceva il dottor Seraglio, è molto più ampio rispetto al solo concetto dell'e-commerce o al solo concetto dei social. Prevede sempre una certa curva di apprendimento, che ovviamente si voglia per dinamiche sociali, per background di ciascuno di noi, non è sempre così facile. Cioè, la vittoria di oggi di avere una pagina Facebook gestita, in alcuni casi si trasforma anche in una difficoltà proprio di approcciarsi anche solo allo strumento, ma proprio fisicamente, cioè saper aprire una pagina, saper condividere un post, senza andare sul saper cosa scrivere, cosa non scrivere, o come rispondere, come non rispondere. Quando i social effettivamente sono diventati un po' di anni fa uno strumento principale di comunicazione, appunto ci è voluto un po' perché anche il piccolo esercente iniziasse a entrare in contatto con questa dinamica. Inizialmente c'era proprio uno scontro, no? Ma è comprensibilissimo, cioè gestire una pagina Facebook, ad esempio, una pagina Instagram o una pagina su TikTok, un account su TikTok, comporta del tempo che va sottratto al resto invece della gestione locale, quindi Anche diventa perché, mi difficoloso. permetto di interrompere, molti gestori non sono giovanissimi di attività commerciali, insomma, non sono ventenni o trentenni, che già i trentenni iniziano a essere, come dire, Esatto. fuori target, ecco, quindi questa è una difficoltà oggettiva. Questo sì. D'altra parte, appunto, un po' alla volta, però ci si è avvicinati a quel mondo. Secondo me non se ne è ancora arrivati a quello che dovrebbe essere il giusto risultato, però qualche passo lo si sta facendo. Ecco, in relazione all'ambito e-commerce, secondo me si sta vivendo una dinamica un po' simile. Cioè, io capisco in pieno l'esercente che ha paura e che vede l'Amazon di turno e via dicendo come una minaccia. D'altra parte sono anche convinto che in questo periodo storico, e in questo devo dire che un po' il Covid secondo me sta aiutando, bisogna anche riuscire, oltre, cioè si vede come minaccia, perfetto, si cerca di capire, cioè bisogna cercare di capire invece perché è diventata una minaccia, che cos'è che rende Amazon quello che è, ovviamente e ricontestualizzando dopo il tutto invece ha una dimensione molto, molto più piccola. Ed ecco che mi ricollego a quanto dicevo prima, cioè imparare da quello che è il mondo digitale rispetto a conoscere il proprio utente, sapere come parlargli, sapere a chi rivolgersi, che sono le basi, diciamo, di un e-commerce, detto un po' più in dettaglio, effettivamente andare ad analizzare attraverso strumenti di analitiche qual è l'utente tipo che entra all'interno dell'e-commerce, tra quelli che entrano qual è quello che finalizza l'acquisto e via dicendo. Potrebbe aiutare, ecco, imparare da tutto ciò potrebbe aiutare moltissimo l'esercente, sia nella forma digitale, con strumenti simili per esempio a quello che proporremo noi o anche a più e-commerce, più ridotti e via dicendo, ma anche proprio in store, cioè nel punto vendita locale, la banalità di saper programmare ad esempio una promozione non solo per abitudine, per periodo e via dicendo, ma perché si conosce in maniera molto più dettagliata il possibile acquirente, cioè è un aiuto nella pubblicità su Facebook, banalizzando, ma diventa un aiuto fondamentale anche solo nella pubblicità da appendere in vetrina. O allo stesso modo, un'analisi velocissima, di solito che si fa all'inizio per l'e-commerce, è sapere andare a individuare quelli che sono i prodotti da mettere in home page, ok? O da tenere più come prodotti più in evidenza, che in store corrisponde al saper costruire una vetrina, in poche parole, sapere quali prodotti mettere in vetrina, il posizionamento del prodotto classico. Ecco, solitamente in store la cosa viene fatta per
estetica, giustamente, e per abitudine su quello che si vende, quello che piace, quello che non piace, via dicendo. Ma raramente c'è un'analisi dettagliata rispetto a effettivamente metto questo prodotto perché questo prodotto viene acquistato di più da chi passa qui davanti. Adesso sto banalizzando un po', però l'ottica è quella. Ed ecco che anche questo quindi potrebbe, secondo me, aiutare moltissimo. In questo periodo, effettivamente, questo periodo secondo me ci insegna un po' rispetto a come un approccio leggero al mondo digitale, sia l'e-commerce, sia lo store sulla pagina Facebook, sull'utilizzo di Instagram per pubblicizzare un prodotto, è una cosa che con un po' di impegno diventa quasi alla portata di tutti. Ci sono moltissimi piccoli negozianti, no, che per far fronte un attimo adesso alla chiusura, agli orari del periodo Covid, dei vari DPCM, cercano di adattarsi con mini e-commerce realizzati anche in casa, tra virgolette, per mantenere il contatto con il cliente. Ed è proprio lì che secondo noi nasce effettivamente la necessità di poter utilizzare il mondo digitale come strumento per contatto e mantenimento del contatto, mentre ovviamente superato il periodo della pandemia, si spera il prima possibile, decadrà un po' l'idea del piccolo e-commerce per portare il prodotto a casa, perché appunto diventa una difficoltà oggettiva, ed ecco che si potrà ritornare invece a mantenere il digital come contatto e poi la vendita effettivamente in loco. Questa è un po', diciamo, la nostra missione. Presidente Tasinato, per concludere, insomma, cosa le rimane da questa chiacchierata sulle sfide del commercio e sul ruolo del commercio anche per la comunità? Che la sfida va fatta e va affrontata con delle alleanze, cioè non è pensabile che ognuno vada per la sua strada. Il commerciante da solo non ce la può fare. L'associazione di categoria, se non ha il supporto sul territorio degli enti locali, non ce la può fare. Se non c'è una mentalità verso anche l'innovazione tecnologica e un apprendimento culturale verso questa nuova mentalità, non ce la si può fare. Per cui è necessario che ci sia una sinergia tra i tre attori principali. È una piattaforma X, Y, Z, si sceglie e su quello poi si inizia, diciamo, a lavorare attorno ad un progetto che si configura in un processo finalizzato a far ritornare all'interno dei nostri negozi i consumatori. È inutile star lì ancora a porci 100 domande, ne basta una e a questa bisogna dare una unica risposta. Non è l'unica strada, ma se non si parte non arriveremo mai al nostro obiettivo. Benissimo, io con queste parole ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il direttore Serraglio del CESCOT, grazie per essere stato con noi, ringrazio Simonato dell'Agenzia Comunicazione Opificio Lamantini Anonimi, grazie anche a lei per la sua presenza e grazie al Presidente Tasinato del Consorzio CEV. E vi do appuntamento alla prossima puntata di 12:30 CEV. A presto!